Buongiorno a tutti. Buongiorno. Visto che in questo momento quello che ci circonda e che fuori o dentro le nostre case ci annichilisce e ci fa paura, ci teniamo a dire che il nostro contributo di oggi a questa giornata dantesca è nel segno della leggerezza e dell'ironia, perché sorridere a volte ci aiuta a riprendere un po' in mano noi stessi. Vi proponiamo ora un testo, un dialogo scritto da Sanguineti, che è tratto dalla raccolta delle interviste impossibili, che sono appunto delle interviste scritte negli anni 70 per la radio Rai da parte di grandi scrittori dell'epoca. Erano stati coinvolti appunto Sanguineti, Umberto Eco, Calvino, tra gli altri anche Alberto Arbasino, che ci teniamo a ricordare e a citare oggi dal momento che ci ha appena lasciato. Le interviste sono impossibili perché tutti questi scrittori e molti altri immaginano di intervistare dei personaggi della storia molto antica oppure uscenti dalla fantasia letteraria e su di essi immaginano riferimenti all'attualità dell'epoca ma anche di adesso e li immaginano a seconda della loro fantasia. Edoardo Sanguineti intervista Francesca da Rimini, data di trasmissione lunedì 5 agosto 1974. La conversazione è accompagnata da un tu del telefono che va e viene, la linea è disturbata. Pronto? Pronto? Non si sente un accidente. Pronto? Pronto, chi parla? Ma chi cerca lei, mi scusi? Parlo con il secondo cerchio? Pronto? Ma non capisco ma bene. Mi ripeta, per favore. Dicevo, parlo con il secondo cerchio. Sì, col secondo. Questa linea è sempre così disturbata. Ci deve essere un contatto, mi credo. Io sento un tu molto strano. Beh, sa, con le interurbane è sempre così. Per me che mi sorvegliano l'apparecchio, invece. Ah, beh, ma anch'io sono sotto controllo, ma non è niente. Come ha detto? Dico che non è niente, è che ci stiamo tutti sotto controllo qui. Ma anche i vivi? Beh, più i vivi che i morti, magari. Oh, ma è incredibile! Credevo che fosse soltanto per i lussuriosi. Beh, se è per questo ci sono tanti lussuriosi anche qui, Davvero? E son tanti, mi dice? Beh, non c'è male, sa, tutta la differenza è che noi siamo qui e che voi siete lì. Ma è un lussurioso anche lei? Mi scusi, per esempio, È meglio che non dico niente, capisce, con questo tu. Sì, ha ragione. Ecco. Ma lei, mi scusi, chi è? Senta, io telefono per conto della Rai, Per conto della chi? della Rai. Ah! Oh sì, mo bene. Sì. Mo dica pure, mi dica, ma chi è personalmente all'apparecchio? Beh, io mi chiamo Edoardo, Come dice? Edoardo. Ah, Edoardo, ma un bel nome, eh? Grazie. Senta, io vorrei parlare con il signor Paolo Malatesta. Oh, in questo momento il Paolo è impegnato, non può mica venire, sa, se vuol lasciarmi detto... Beh, no, veramente volevo parlare proprio personalmente con lui, ma lei, scusi, chi è? Ma son Francesca? Francesca come? Francesca da Polenta? No, ma chi sarebbe Francesca da Rimini, no? Francesca da Rimini, ma nata a Polenta! Ah, ma è fantastico, ma guardi che io credevo che fosse la centralinista lì del cerchio. Facciamo a turno qui! Come dice? Facciamo col turno! Non la sento più, c'è un rumore d'inferno. Per forza! Ma cos'è che fa tutto sto bordello lì? È la bufera! È la bufera infernale! Madonna, ma è tremenda, però sembra il mare grosso. No, è che mi si è aperta la porta qui della cabina! È il vento! Ma la chiuda, per amore del cielo! Sì, chiudo subito! Un momento! Oh, pronto? Mi sente meglio adesso, no? Come prima. Ma come prima? No, volevo dire come prima che si apriva la porta, capito? Ah, va bene, sì, per fortuna. Beh, senta, prima che ci salti la linea o che mi volimo via la cabina,
Che cosa devo dirgli al Paolo? Beh, guardi, io volevo fargli solo un paio di domande, soltanto, però se lei permette, visto che lei è qui, io posso farle anche a lei in fondo. Lo dica, Edoardo, dica pure, mi dica. Ecco, beh, intanto per cominciare, io volevo che lei ci parlasse un po' di lei, non so, di voi due, per i nostri ascoltatori. Mo caro signore lì, Edoardo, Edoardo. ma cosa vuole che le dica io di noi, di me? Mo è tutta una storia d'amore la mia, sa? Non c'è nient'altro che l'amore, che uno così, un estraneo, mi scusi, sarà magari anche un lussurioso, No, ma per me non la capisce mica. Lui, dico sì, il Paolo, mo cosa vuole? Era uno così gentile, un'anima tanto sensibile. Era uno che si infiammava lì come niente, ha visto la mia personcina e via. Ci è rimasto come folgorato lui. Perché sì, adesso insomma, magari uno non lo direbbe mica, forse che mi sono un tantino insciupata, ingrassata, ma allora era una ragazzuola niente male, io, immagino. doveva vedermi una volta, caro signore Sì. Edoardo. Io sono di Ravenna, sa, dalle parti delle Foci del Po, tanto per dire, non so se le conosce No, ma quelle certo, parti. ovviamente, scende. Ma salì a Ravenna, mi guardavano tutti, ma basta, che è finita com'è finita, uno scandalo. E li avrà letti, no, i giornali? Beh, i giornali... Tutte le fotografie in prima pagina, grandi così, un orrore. Ah, insomma, che m'ha fatto fuori mio marito, me col Paolo, in un colpo solo. Non ci sto male ancora adesso se ci penso. Mo sa, l'onore, diceva lui. Sì, l'onore, brutto e zoppo come stava. Francesca... E poi vede, mi sono ridotta tutta qui, una carcerata, una murata viva, guardi, ma cosa vuole che le dica, eh? L'amore, uno ti ama e tu lo ami ed è giusto, no? certo, amor che non lo E il ama. Paolo, mo il Paolo era niente male, sa? Ah. Un tipo in gamba, un bell'uomo, un fusto. Son debolezze, sa, ma cosa vuole? Io c'ho ancora una mezza cotta qui per lui. Mo sa com'è? Uniti in vita, uniti in morte. Così dicono. Ma mio marito gli han dato l'ergastolo a quello poi. Oh, sì. E ancora adesso giù, cerchio nono in fondo, per l'aggravante che eravamo parenti, con la premeditazione. Perché non è mica andata che lui ci pesca lì avanti, Ma come non è andata che ci no, caro mio, c'è la premeditazione. Insomma, è stata una grande passione la mia, una passione di quelle di una volta. Ma guardi, caro signor Edoardo, ci piango ancora adesso lì sopra, guardi. Pronto? Pronto? Ma non sento più niente. No, ma dica, io sono qui che l'ascolto, stia tranquilla. Ci stavo un po' pensando su intanto, no? È che mi sono commosso anch'io, sa. Ma senta, signora Francesca, questo amore qui, questa passione, ma ce lo dica un po' ai nostri ascoltatori, come va che è incominciata? Oh, che mi tocca sempre raccontarla da capo ogni volta. Oh, tutti quelli che mi telefonano sono sempre qui con questa storia, com'è che è cominciata. Beh, ci mancherebbe. Ma perché... cosa gliene frega, dico io, a quelli? Beh... Ma a me, sa, una cosa così che mi rimescola con tutti quei ricordi, che sono cose che uno se le vorrebbe anche seppellire, invece, perché sa, uno si pensa quando era giovane, lì a Rimini, al mare, che si godeva la vita, mo che giorni erano quelli, Dio buono. Ma Francesca, Guardi, io ci piango se ci penso. Ma mi sente? Mi sente lei che piango? ma sì che la sento, vada avanti, dica pure, vada avanti. Beh, sa, io stavo lì in provincia, come le ho detto, no? A vitellonare con gente per bene. Oh, d'estate ne veniva giù un mucchio, parenti, non parenti, e c'avevamo il garage per i cavalli, tanti appartamentini ammobiliati, tripli servizi, la dépendance, la yacht e tutto il resto, una confusione che si faceva a gruppo tra di noi tirando mattina tutte le notti, eh? Ma il brutto era d'inverno, eh? Niente. Mo sa cosa vuol dire niente. Mo in provincia lì, mo che cosa si può fare? Teatro? Poco. Il cinema, quando ero giovane io, non c'era. Insomma, per forza si legge. I soliti romanzi francesi.
tradotti anche male. Quelle edizioni di lusso, non so se è presente, dei libroni così, con tutte le figure. Ma basta, io insomma i romanzi me li divoravo. Con le storie d'amore, naturalmente. Immagino. Bene, un giorno lì, sotto Capodanno, con un freddo bestia, ero lì in salotto col Paolo, che mi stavo sfogliando il Lancillotto. L'avrà letto anche lei? Assolutamente, sì che l'ho L'ha letto. letto? Sembra, sì, 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 Oh, sì. guardi, un gran bel libro, mi creda. Se non l'ha letto lo legga, è una cosa favolosa. Comunque, non so se si ricorda quando c'è lì il Lancellotto con la Ginevra che se la bacia. Certo. Ma una scena da non credere, com'è raccontata bene. E poi là l'illustrazione, no? Sa, quelle edizioni del Settecento francesi, un po' spinte, Beh, insomma, una che legge, ecco, è come una trasportata che non sa più in che mondo vive nemmeno e che ci perde la testa, ecco, allora, insomma. E io sono lì che leggo, dunque, lì col Paolo che legge anche lui, e tracatà che ci arriviamo alla scena del bacio, è proprio che lui bacia lei, o che lei bacia lui, non so bene, e quello, sa, quel fusto lì, quello legge lì e si scalda, poverino, ma insomma, che un uomo è un uomo, dico bene, Certo, Edoardo, Francesca, e mi salta addosso. eh, Tutto con l'emozione lì che mi trema tutto addosso, insomma, appunto. Pronto? Io faccio come niente, eh? Faccio come una che legge. Ma insomma, Ma pronto, ma Francesca? insomma. Io non so se la sto sentendo Mi bene. scusi, mi scusi, sa. Eh. È la commozione, Ah, è l'onda del ricordo, Ricordo. sì. Ma cosa vuole, caro Edoardo? Una donna è una donna, no? C'avevo la testa tutta in fiamme, io, che mi sembrava che ero io la Ginevra, e lui, davvero, mi sembrava che era lui il Lancilotto. Ma pronto, Ah, Francesca? sì, Sento sì. dei suoni. Sì, non scappo, ma Ecco. aspetti. Ma dunque, che cosa stavo dicendo? Che dell'ancillotto, Sì, del... dunque, ma che cosa potevo fare io? Il Paolo mi faceva degli occhi, c'aveva certi muscoli lì che mi stringeva e una curva dell'anca, sa, e io non c'avevo più il fiato in gola io, e allora lei mi capisce, insomma, che io all'orecchio ci ho detto così, Galeotto. No, scusi, com'è che ha detto? Io al Paolo all'orecchio ci ho detto Galeotto. No, Galeo, ma io credevo che invece no, No, Galeotto lo fu so, il libro, lo lei so lo scrisse. che c'è tutta una storia, sa, su questo Galeotto. Ma certo, se ne perché... raccontano tante, ma ho letto anch'io certi giornalisti. Ma perché dicevano veramente No, un'altra no, cosa? niente. È al Paolo che io ci ho detto all'orecchio Galeotto. Come gliel'ho detto anche dopo, poi, che era un bel mascalzone lui, che si approfittava così di una povera donna, perché a me l'avrà capito, no? Sono i romanzi alla fine che mi hanno rovinato. E lì mio cognato, il Paolo, era proprio il tipo che se ne approfittava. E se l'aveva capito lui, che quando sono lì che leggo e mi monto la testa, lui è andato col colpo sicuro, mo si capisce? Senta, ma non è che adesso mi potrebbe far parlare con lui lì, con il Paolo, adesso? Oh, ma per l'amor di Dio, ma il Paolo non parla mica con nessuno, le dico. Nemmeno con me mi parla più. Ma che cosa crede che si fa il Paolo? Mo piange quello. Ma son secoli, sa che piange. E sa perché piange? Piange perché dice che c'è rimasto incastrato a lui lì con me. Beh, incastrato. Ma senta un po' lei, incastrato lui. Non è lui che m'è saltato addosso lì in salotto. Beh, M'ha effettivamente. rovinato con mio marito. M'ha fatto ammazzare. E di che cosa si lamenta quello ancora? Insomma, che chi c'è rimasta fregata, ma guardi, mo alla fine son proprio io, che mi tocca di sentirmelo anche piangere adesso, ma quello giorno e notte, una lagna eterna, sa? E anche adesso, sì, mo adesso che le parlo qui a lei, è qui in cabina, è sempre qui con me che piange, sa il Paolo,
Senta, mo sente che glielo faccio sentire mentre piange. Scusi, ma questo è Paolo che piange? Ma sì, ma il Paolo che piange. Pronto? Signora Francesca, è Paolo che piange. Ma sì, è il Paolo. Ma l'ha sentito? Non è che si senta molto bene veramente, però sì, ho sentito. Beh, adesso che ha sentito anche il Paolo, bisogna proprio che la lasci. Oh Dio mio, oh Dio, come si è fatto tardi così a chiacchierare. Se le capita però, mi telefoni un'altra volta. Mi sento tanto sola in certi momenti. Ma lei è giovanotto? No, signora, no, sono sposato e ho famiglia, no. Beh, ma non importa. Se le capita, mi telefoni lo stesso. E se passa qui giù un giorno o l'altro, mi porti qualche romanzo, la prego. Qui, sa, da Parigi, arriva così poco che sembra d'essere in provincia qui. Un'altra volta. Ho sentito parlare tanto bene di una certa Sagan. L'avrà letta lei, suppongo. E chissà da quanto tempo, magari. Qui si legge tutto, anche in ritardo. Addio, Edoardo. Addio, giovanotto.